Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me, eccoci qua pronti per una nuova partita a Empyrion Galactic Survival. Nuovissimo episodio, cioè nuovissimo, secondo episodio della nuova serie, ricominciamo a giocare. Da quando il gioco è uscito sono rimasto un po' offline su questo titolo e partita precedente abbiamo visto un po' in generale come è iniziato, adesso invece andiamo a cominciare a focalizzarci un attimo su due o tre cose in più. Allora, vedo che ho i tasti che stanno sopra il gioco. Allora, datemi un secondo che sistemo velocemente una cosa. Ok, eccomi qua. Avevo spento un attimo il microfono per errore sull'altra scena. Comunque, ho tolto il mouse e la tastiera in basso a sinistra perché potevano essere un po' fastidiosi. Comunque, vediamo la seconda parte. Dopo aver fatto un paio di valutazioni sulla partita precedente, mi sono deciso di fare cosa? Fondamentalmente ho detto, inutile che vado avanti con la storia se non ho ancora una base e un po' di equipaggiamento con cui cominciare. Quindi sono andato un attimo in giro a sgaruzzarmi un po' la mappa e ho trovato questo spot bellissimo dove sono ora, con una montagna vicino vicino all'acqua, e questo è un posto secondo me fenomenale dove piazzare una base, perché abbiamo un'intera montagna che ci protegge da eventuali attacchi. Poi possiamo fare delle torrete o altre cose, o scavare dalla montagna verso il basso e collegare delle torrete sulla nostra base per eventuali attacchi dei droni. Nonostante ciò abbiamo un copper deposit, un silicon deposit e un iron deposit in un'area decentemente vicina, e ovviamente sono vicino all'acqua. Sì, potevo fare la base per esempio vicino a questa damage overbike, ero in mezzo a una foresta, ho preferito stare su una zona che mi piaceva un po' di più, anche perché ci sono delle belle montagne lì all'orizzonte che ci guardano, e decisamente devo dire che visualmente quest'area mi piace parecchio. Andiamo a vedere sopra la montagnola come stiamo messi. Truc. Eccoci qua, come vedete la nostra base nascerà qui sotto e molto probabilmente andrò anche a scassare qualche albero e via. Piano, che non mi spacco di nuovo una gamba come ci è capitato l'altra volta. Scaliamo di sopra, ecco qui. Allora, una cosa interessante che ho notato di questo gioco, che avete visto anche voi, ovviamente qui scivolo giù, ma se mi giro e salto in alto è come se io stessi scalando la parete, quindi non c'è una vera meccanica per scalare le pareti, ma gli sviluppatori hanno, non so se è una cosa voluta o meno, però comunque è nel gioco ed è una cosa molto ben accetta da me. Cioè, il fatto che ci sia la possibilità di scalare le superfici semplicemente saltando, senza aver bisogno di nulla di fancy, di così super ingegnerizzato, ma una meccanica molto semplice che ci consente di raggiungere l'obiettivo, cosa che purtroppo mi pare che molti sviluppatori ultimamente non riescano a capire. È bello magari vedere il personaggio che, non so, si arrampica, vediamo le mani che grattano la terra, ma bisogna implementarle tutte quelle cose. Serve tempo, serve codice e qui invece, come possiamo vedere, lo si fa tranquillamente come ai buoni vecchi tempi, con una semplicità entusiasmante e veramente molto smooth e lineare. Allora andiamo a raccogliere questa cosa. Ah, ok, una roccia normale, pensavo fosse del silicone, ma così non è. Bene. Allora, niente, dicevamo, bisogna iniziare la base. Ecco, ogni tanto anche questo gioco non è perfetto. Comunque, devo iniziare la base, quindi ho trovato questo spot dove scavare il buco, e dopo magari uscirò anche, costruirò qualcosa qua davanti o quello che sia, ma la cosa principale che mi preme di più è piazzare il core in una posizione diciamo abbastanza favorevole. Purtroppo non siamo perfettamente allineati con l'uscita, ma tra un po' lo saremo. Il fatto è che oddio, posso piazzarlo qua? Ok, allora scavo un altro pochettino perché vorrei piazzarlo un po' più basso possibile. Mi sembra strano perché quel core è giallo, è l'indicatore della base, quindi lo potrei. Ah, che pollongolo!
Eh, scusate, mi sono dimenticato io di una cosa. Allora, adesso perché sto scavando? Col tool di base potete scavare senza grossi problemi, vi servirà solo un po' di tempo in più rispetto a un multitool o quello che sia, però nessuno vi vieta all'inizio di iniziare con questo. Perché sto scavando così tanto in basso? Perché voglio mettere il core il più basso possibile, quindi non solo il core, proprio il base cubo base, e vorrei farlo in una posizione abbastanza bassa, perché per andare in alto facciamo sempre a tempo, per scavare verso il basso invece no. Allora, tutunca. Ok, magari non ho proprio preso le misure bene, ma direi che sì, abbiamo scavato abbastanza in basso. Adesso, ovviamente, ciao Andrea, ciao, benvenuto, vedo ora il saluto sulla chat. Grazie di essere qui, adesso stiamo iniziando una nuova base, una nuova vita su Empyrean. Sì, perché guardate ragazzi, dopo tanti casini, eccolo qua, base starter, mi serve un unico core che ho anche qui, posso metterlo qui. Se volessi costruire il core, perché posso iniziare più basi, posso farlo da qui. Steel plate, electronics, computer, optical fiber, nulla di trascendentale. Ok, questa cosa mi dà anche l'opportunità di svuotare un po' di materiali che ho e mi darà la possibilità anche di fare altre cose, perché insomma, ovviamente è tutto una progressione. Comunque andiamo a fare quello per cui siamo venuti per fare, base starter. Lo mettiamo in costruzione, sì, il constructor è già acceso e lui si costruisce il mio base starter, base che infilerò qui dentro e non ci posso credere, mi sono spaccato una gamba nella mia stessa base, nella mia stessa buca. Ho scavato la buca e mi ci sono anche rotto da solo dentro. Ok. Per fortuna le bende in questa versione del gioco mi curano le gambe rotte. Come parlavamo l'altra volta, è proprio interessante tutto il sistema di danni, di malattie, di potenziali pericoli per la nostra vita da sopravvissuti spaziali che abbiamo dentro questo gioco. Davvero un gran lavoro. Devo dire che alla fine l'hanno rifinito parecchio bene, perché una volta non era così, ci sono sempre stati un po' di alti e bassi e quindi va bene. Allora, mettiamo giù un'altra bandages per curarci un altro pochettino. Mi prendo le mie energy bar che mangio anche qualcosa. Ok, perfetto. Vediamo se qui ha finito. Ok, ottima cosa. Ok, allora, avrei voluto farvi vedere la base già costruita, eccolo qui, come vedete il base starter, eccolo qui, cube, se ne sta qui e via. Noi avrei potuto anche costruirci sotto, ma vabbè. Allora, la griglia ovviamente non è sempre allineata con il terreno, quindi noi abbiamo una griglia fatta e finita così com'è. Vediamo se più o meno può andarmi bene. Sì, allargo l'uscita, magari qui farò uno finestrone e via. La cosa che mi preme fare è mettere questo cubo il più basso possibile rispetto a quello che ho scavato. Potrei andare ancora più giù. Tuc. Ed ecco qui, questa come potete vedere è la mia base, è ancora spenta perché non l'ho ancora accesa. Eccolo qui, potrei accenderla eccetera eccetera, ma per il momento no, resta spenta. Quello che mi serve adesso sono tanti concrete blocks. Ok, mettiamoli qui a costruirsi. Le basi di cemento sono le migliori con cui potete iniziare. Lasciate perdere il legno eccetera eccetera se proprio non volete. Quindi scavare questa cosa vi dà l'opportunità sia di recuperare un sacco di materiale ovviamente per poi costruire i vostri blocchi, quindi scavando la montagna vi costruite i blocchi di cemento, che ovviamente fate un sacco di spazio interno. Io adesso non farò nulla di fancy, nulla di così entusiasmante o quello che sia, perché non mi interessa. Sinceramente andrò per strutture cuboidali, giusto per farvi vedere. La seconda cosa che farò tra un attimo, appena ho approntato questa cosa, sarà entrare nel creative mode e vedere come impostare un over vehicle, ok, una overbike, così tanto per cominciare.
Allora, una cosa che non mi piace di questo gioco è questo raggio. Questo raggio è assolutamente troppo e la polvere che viene fuori è assolutamente... non vi fa vedere proprio una cippa di niente. Però la polvere ci sta, ma questo raggio blu è assolutamente fastidioso. Nelle versioni precedenti del gioco era molto, molto più meglio. E spero che lo sistemino in futuro questa cosa. Ok, andiamo a vedere, buttiamo dentro un altro po'. Oh, i nostri 10 cuboidi li abbiamo già fatti. Mettiamone in costruzione altri, perché ne ho messi solo 10? Dai, concrete block 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Con control click mi pare gli date i 100. Sì, 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 shift click 10, control click 100, quindi come potete vedere gioco molto comodo da quel punto di vista. Teoricamente potrei fare anche un'altra cosa, vediamo se tra le ammunizioni no, non posso ancora farle, devo sbloccare quella cosa. Comunque iniziamo a pavimentare la nostra base. 1, 2 e 3. Facciamo un 3x3, ok, guardate che comodo che è. E ovviamente potete anche predisporre le vostre basi direttamente in Creative Mode, entrate qua, mettete la blueprint e vi costruite la base di base. Cosa molto comoda, molti giocatori lo fanno sia in multi che in single, è comoda come cosa. Allora dai, puliamo un attimo la roccia che ci sta proprio in mezzo al core della base, perché va bene così. Ok. Un'altra delle cose che mi piace fare inizialmente all'interno del gioco è risolvere il problema energetico. Cioè, cosa voglio dire? Ce la faccio? Dai? Ok. Cosa voglio dire con risolvere il problema energetico? Ovviamente, adesso questo core verrà opportunamente blindato. Ok, no empty space, giustamente. Se la roccia è troppa. Cioè, guardate quante... Allora, questi sono piccoli dettagli. Ok, piccoli dettagli. Avrebbero potuto sbattersene i maroni, gli sviluppatori invece hanno guardato quanto i vostri blocchi finiscono dentro la roccia. Quindi se il blocco è troppo incastonato nella roccia non potete fracarlo là, per dire, ok? Piccoli dettagli. Ok, tanta bella roba, piccoli dettagli che però rendono a volte questi titoli davvero davvero succulenti. Allora, cosa sto facendo qui? Beh, sto blindando il core della base per quello che posso fare allo status attuale, unitamente al fatto che mi sto facendo un bel pavimento da poter usare per poi uscire. Via. Ok. Ok, vediamo se qui riesco. Ovviamente qui sotto poi non è che mi serve fare altro. Boh, ok. Ma mi hai appena smentito quello che ho appena detto, gioco? Se mi hai costruito un blocco nella roccia. No. Ecco qua. Un po' di Minecraft mode e via. A me piace vedere Empyrea un po' come un Minecraft spaziale, condivide alcune meccaniche con il gioco Minecraft, ma secondo me molte cose le fa in maniera un po' più adulta rispetto a Minecraft, sinceramente. E la cosa non mi dispiace assolutamente. Andiamo giù di multi-tool qua, di survival tool, come se non ce ne fregasse niente. Ok. Ok, e qui abbiamo già fatto il nostro primo pavimento. Qualora noi avessimo difficoltà a fare cose del genere, molto semplicemente, ci liberiamo di un po' di roccia. Ok, anche perché adesso dovrò costruire ovviamente un muro, un tetto e qualcosa, perché sennò la base non sarà mai considerata come chiusa. Quindi attenzione a questa cosa, lo dico anche per voi, dovete chiuderla proprio la base. Le rocce non sono purtroppo considerate dal gioco come una chiusura della stanza. Così almeno lo sapete e via. Allora, questo ovviamente recuperiamo altri materiali e ovviamente una volta che avrò finito questa pavimentazione, qui mi manca solo da fare l'ultimo bordo esterno, posso cominciare a schiaffare qua dentro un po' di cose. E la cosa ci piace. Quindi un sacco di materiale come potete vedere, quindi non avremo assolutamente nessun problema a fare
la prima versione della nostra base. La montagna qui sopra è abbastanza alta, penso, spero, da consentirmi di fare almeno 1, 2 e 3 cubi di altezza, almeno 2. Ok, poi nel caso aumenterò l'altezza del tetto o se no semplicemente abbasso il pavimento, quindi stiamo costruendocela, è nostra e ci facciamo quello che ci pare. Ovviamente queste cose non sono super divertenti all'interno del gioco, per carità, quindi non ci starò qui tantissimo a farvi vedere questa cosa, perché ovviamente non è che mi interessa tantissimo farvi vedere io che metto cubetti, ma mi serve, e quindi intanto facciamo un po', almeno una versione iniziale della base. Ok, no, devo scavare un altro po'. E si scava. Ci hanno fatto scavatori. Tuc. Ok. Niente, dicevo, adesso vado a recuperarmi un altro po' di blocchetti, dovrei averne fatti parecchi a questo punto, guardate quanti ne vengono fuori, e non abbiamo ancora esaurito il materiale, quindi assolutamente problemi zero. Per questo vi dicevo che il cemento è un materiale fantastico con cui creare la vostra prima base, perché vi basta fare un buco nel terreno e siete praticamente a posto. Ok, la base si costruisce, diciamo, praticamente da sola. Ok, quindi il gioco comunque vi dico mi ha appena smentito e mi ha consentito di costruire dei blocchi completamente incastonati nella roccia. Quindi il fatto che non l'ho costruito prima è perché o una volta controllavano, oppure devono esserci delle particolari condizioni per cui io non posso fare questa cosa. Comunque, nel dubbio, se non riesco ad arrivarci io a piedi, lancio il drone, si preme F5 e questo piccolo trabicolo mi consente di fare un saccone di cose interessanti, tipo il mio primo muro. Oh, eccolo qua. Tac, questa è la base del muro che andremo a costruire. Praticamente il drone altro non è che un'estensione di voi stessi, fa tutte le stesse cose che potete fare voi col personaggio a livello costruttivo e non a livello di armi. Non so se si può sparare. E... sì, può anche sparare, che ficata! Che ficata! Questo non lo sapevo, non l'avevo mai provato. Bene, il drone può sparare. Quindi posso lanciarlo contro gli altri droni che mi arrivano. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Questo è davvero una bella sorpresa, non me l'aspettavo, sinceramente ragazzi. Questo davvero mi giunge nuovo. Comunque, vediamo fin dove arriviamo. Sì, mi ha proprio smentito di brutto il gioco. Ci sono alcuni posti dove non riesci a costruire, ma le condizioni devono essere particolari. Allora, non lo so, va bene. Andiamo avanti, stavo decantando le lodi di questo gioco prima su questa feature che però non esiste, esisteva solo nella mia testa a fronte di un errore madornale che ho fatto. Brutta cosa, devo premere X per abbassarmi. Non mi piace, preferivo il control. Vabbè, magari sistemerò quel tasto più avanti. Dai, faccio veloce, costruisco almeno un muretto di un cubo e dopo continuiamo a fare le cose di base su questa... Oddio no, l'ho detto davvero, le cose di base su questa base, non ci posso credere. Ok, basta. Boh, facciamo il primo muretto, facciamo il secondo muretto e facciamo il... no, il no. Ok, devo aprire un po' di più lo spazio. Questo drone è veramente una genialata invece, questo sì, lo vedete in funzione ed è davvero una figata. Vi consente di raggiungere posti altresì irraggiungibili e di costruire cose veramente con una facilità davvero incredibile. Intanto vediamo il nostro nano verde lì, ciao nano verde, ok. Sì, vedete come quel dispositivo praticamente è l'estensione delle nostre braccia. Ok, scaviamoci un'uscita. Ok. Tra l'altro c'è anche Robinson Protocol che l'abbiamo completamente missato nella precedente puntata e non lo farò perché l'ho fatto davvero troppe volte e ormai tanto quelle cose sono conosciute da chiunque giochi a questo gioco, quindi ignorerò il Robinson Protocol per questa partita. Ok, allora scaviamo un altro po' l'ingresso
e mettiamo giù un altri 2-3 cubetti e poi dovremo esserci, sì. Sì, 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 sì. Posso arrivare fin qua? Che bene. Come diciamo dalle nostre parti. Che bene. Ok, c'è uno spazietto qui. Posso infilarmi un cubo qua? Detta così suona proprio male. Proprio male. Posso infilarmi un cubo qua. Vabbè. Vediamo. Ok, perfetto. C'è il cubo fino lì. Sì, 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 sì. Eccoci qua. E così possiamo farci anche un po' un ingresso alla nostra base, dai. Eccolo qui. Che dite? Lo chiudiamo? Ma facciamo proprio una roba veloce, veloce, veloce. Hop. Hop. Giusto per dare una parvenza di qualcosa. Ok. Eccolo qua. Giusto appunto per dare una parvenza che ci sia un tipo una base o un qualcosa. Come vedete qui c'è un ingresso, è tipo, boh, non so, boh, quello che è, dai, non posso dare un nome a questa cosa. Non so neanche se posso chiamarla base, sto brobrio, sto buco nella roccia. Eccolo qua, buco nella roccia. Ah, bello come nome, sì sì, la chiamerò così, il buco nella roccia. Ok, ho finito i cubetti. Dai, posso recuperarli col drone? No. Sfortunatamente non posso recuperare i cubetti col drone. Quello che posso fare è andare a dormire un attimo. Ah, ok, 20 secondi, cioè circa 20 secondi alla notte. E allora continuiamo. Lanciamo il nostro drone, che tra l'altro ha anche una simpatica piletta. E questo è bene. Ci illumina un po'. Ok. Ok. No, allora mi ricordavo bene. Vedete? Qui non ha costruito perché c'era troppa roccia in mezzo. Ecco, allora ci sono alcune condizioni in cui la roccia non ci consente di mettere il cubo dove lo volevamo. Oppala. Oppala. Dai. Dai che ho quasi finito. Almeno la prima versione, anche perché dopo dovrò cominciare a mettere delle torrette o delle difese o cose del genere, ma ovviamente per fare tutto ciò mi serve energia e per fare energia mi servono dei pannelli solari. Per fare dei pannelli solari leggo il messaggio dalla chat. Andrea ci dice: pensavo che ero solo io che facevo le basi veramente brutte su sto tipo di giochi. No, 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 tranquillo, tranquillo. Allora, bisogna dire, ci sono dei giocatori veramente dedicati che costruiscono dei design meravigliosi, fanno le basi, mettono le sedie, gli armadi, le docce, tutto quello che serve, anche se a livello di gioco non è effettivamente implementato. Poi, Andrea, vai tranquillo, ci sono i giocatori come noi che sono meramente funzionali e fanno le cose solo perché basta che funzionino. E quindi ad ognuno il suo poi, no? Ad ognuno il suo. Ok, direi che io col drone ho finito. Adesso è notte, posso andare a dormire, quindi ricominciamo un nuovo giorno con il sole. Eccolo qui, guardate che meraviglia, non ho neanche il tetto, però ho già la mia prima base. A parte che questa cosa qui non mi piace più di tanto, vabbè. Che cosa brutta, dai. Insomma, dai, almeno il cubetto lì per testimoniare il fatto che no. Che va bene così. Ripuliamo un po' l'ingresso da queste rocce e questa terra. Ok, qui vabbè, non mi interessa. E dobbiamo fare cosa adesso? Ovviamente questa base va alimentata. Questa base ha bisogno di energia. L'energia la diamo in vari modi con un reattore dove mettiamo dentro del carburante che costruiamo prontamente dal nostro costrucoso. Ok. Intanto facciamo così. Dove lo costruiamo il carburante? Eccolo qua, il biofuel. Vedete, 10 plant fibers mi danno dov'è l'output? Input items, craft time, marketplace average, fuel value. Vabbè, mettiamoli in costruzione 1, 2, 3, 4, 5 e via. Non so se hai visto un video di uno che ha ricreato una città di Oblivion
su No Man's Sky. No, non l'ho visto quel video, non l'ho visto, ma secondo me c'è gente che ha veramente tanto tempo da dedicare a queste cose, pure troppo, a un certo punto, pure troppo. Ok, allora, cosa vado a fare adesso? Adesso devo dare energia alla base e il modo migliore secondo me per dare energia alla base è piazzare almeno un pannello fotovoltaico. Però il problema che cos'è? È che i pannelli fotovoltaici vanno sbloccati, se non mi ricordo male. Allora, questa assolutamente mi servirà e mi servirà parecchio. Quanti punti abbiamo? 67, dai, bene. Questo va qui, dopo vediamo. Ah no, gli small solar panel li ho già e lo small solar capacitor ce l'ho già. Quindi la prima cosa che adesso dobbiamo andare a fare, ovviamente, abbiamo detto pannelli solari. Andiamo nel tech, vediamo se ce l'abbiamo. Cosa serve? Glass plate, steel plate, optical fiber. Ok. E quindi direi che possiamo metterne in coda 2 e un capacitor, e dopo tutta sta roba mettiamo anche uno small constructor, tutto in coda. Ok, control click o shift click riducete il numero del biofuel. Sì, potevo mettere un più o meno, è tutto hotkeys da tastiera e via. Sì. Poi tra l'altro, giusto per parlare di No Man's Sky, mamma mia, intanto vado a fare la base o comunque comincio a fare i lavori qui per piazzare i pannelli fotovoltaici, che saranno piazzati qui temporaneamente giusto per necessità, perché devono essere collegati alla base in qualche modo. Purtroppo, ecco, una cosa che sento molto la mancanza dentro questo gioco e spero che un giorno implementeranno, non so se l'hanno già fatto con la versione attuale, però è la possibilità, mi serve il drone, è la possibilità di collegare moduli. Quindi per esempio io ho un modulo di una base, ok, adesso andiamo a fare la piattaforma per il pannello solare, non mi ricordo quanto occupa la versione small, quindi intanto facciamo una cosa del genere. Dicevo, non c'è la possibilità di collegare dei moduli, quindi per esempio se voi fate le basi modularizzate, quindi vi mettete in creative mode, fate il modulo per quando inizia, il modulo per l'espansione 1, non potete collegare un pezzo con l'altro, cioè potete allinearli e metterli vicini, assolutamente, ma diciamo collegarli fisicamente l'uno sull'altro purtroppo no, non potete. Ok, non so, magari un giorno lo faranno, perché sarebbe interessante magari poter avere anche delle capital ship modulari o cose del genere, sarebbe davvero una gran cosa se la facessero, però purtroppo allo status attuale non si può. Peccato. Vabbè, consideriamo che è una casa indipendente di sviluppo, quindi ragazzi è già tanto che abbiamo un gioco di questo calibro. Sinceramente, proprio riparlando anche di No Man's Sky, trovo che questo gioco sia più divertente di No Man's Sky, e quando arriveremo al momento di avere una capital ship e ci potremo dedicare un po' all'esplorazione, vedremo cosa vuol dire esplorare veramente. Lo dico così perché va bene così. Un attimo, perché me ne sto lì in piedi alla faccia del niente, e invece devo fare così. Ok, vabbè, dai, mi sono anche già fatto un ingresso, dai, guardate che bene. Guardate in che poco tempo. Io adesso sto anche blaterando cose, per carità, quindi sto perdendo un po' di tempo, però guardate in che poco tempo avete già, diciamo, non una struttura completamente funzionante, ma quantomeno costruita, no? Vediamo se riusciamo a barare un attimo qui. No, sì, dai, almeno fino lì riesco a barare un pochettino. Ok, allora abbiamo una piattaforma lì, dopo magari metterò un pezzettino leggermente differente. Abbiamo già costruito tutto, che fico. Ok, questi li metto qua, tanto qua non mi servono. Ok, questo lo swappiamo qua e questo lo swappiamo qua. Ok, allora, prima cosa da fare, pannelli solari. Oh, che bellini! Dai, possiamo metterli così, 1 e 2. Ok, proprio così all'ingresso potrò farne un altro paio di là appena mi libero un po' la base. Bene. Adesso devo piazzare il
coso qua. Allora, per ruotare i pezzi abbiamo il tasto home, end, eccetera eccetera, possiamo spingerlo in alto e in basso, c'era un altro tasto in cui possiamo ruotare il pezzo in altri modi e quindi metterlo vabbè, come ci pare. Fateci attenzione all'inizio, perché se li orientate malamente vi servirà un multitool per poi riorientarli correttamente, quindi tuc. Adesso vedete tutto spento perché la base è spenta. Adesso capacitor solar. Premo P stando sulla mia base, vediamo un attimo, oxygen shield, power spento, power acceso. Oh, eccolo qua, finalmente si è deciso di partire. Perfetto, adesso la base è funzionante. Allora, dopo qualche espansione Nome Sky non è manco male, però il suo problema è che è fine a se stesso, in un grandissimo sandbox, la storia non è manco male, ma ti spinge a tornarci, non ti spinge a tornarci sopra più di tanto. Sì, allora la storia non è che mi sia piaciuta più di tanto in No Man's Sky, devo essere sincero, sì è carina, però diciamo che intanto è spoilerata fin dall'inizio, quindi sappiamo già chi siamo e cosa stiamo là a fare. Una gran simulazione e bla bla bla. Poi secondo me hanno sbagliato il discorso delle 255 galassie, davvero troppo, una galassia era più che sufficiente, ok? Quindi quello è proprio una cosa che non mi è assolutamente piaciuta. E dopo cosa dire? Quando ho visto, diciamo che quando ho visto l'ultimo update, che era quello relativo a quello che io chiamo Tamagotchi Mode, mi sono proprio caduti i maroni, mi sono proprio caduti completamente, perché no, cioè ok, le mount, cosa servono le mount? Cioè devo andare a dare a mangiare agli animali, andare a prendere sulle loro feci per poter fare del lievito, per fare altre cose, cioè ma ragazzi, cioè vado a giocare ad Animal Crossing, scusate. Cioè, se io gioco No Man's Sky è per esplorare pianeti tosti, per fare magari delle armature che se vado lì muoio perché è troppo difficile, allora devo bilanciarmi le varie cose. Hanno completamente scazzato la parte di gestione dei moduli per la sopravvivenza atmosferica, eccetera eccetera eccetera. Quindi troppe cose tutte buttate là. E poi l'ultima cosa dei pet, cioè proprio il companion mode, cioè no, non ci siamo. Ok, allora, stiamo generando 5 Pu di power, che non è tantissimo, anzi è davvero molto poco, molto poco. E mi sblocca anche uno small generator che non si sa mai. Mi sblocco le cargo boxes che mi servono tantissimo. E mi sblocco anche i solar panel, quelli definitivi, che dopo andrò a sostituire a quelli che attualmente ho. Sentry projectile. Ok, dovrò sbloccare anche questi. Ho abbastanza punti? Sì. 1 e 2. Ok, perfetto. Perché ovviamente tra un po' inizieranno anche gli attacchi dei droni alieni. E quindi questa cosa non mi piace, va calmierato un attimino e vanno costruite delle difese, perché gli Zirax sono una popolazione di brutte persone, diciamolo, quindi saranno sempre pronti ad attaccarci e via. Ok, metto in costruzione un sacco di roba. Cargo boxes. Ok. Automatic doors. Perché no? Facciamoci almeno una porta. No. Vabbè, dai, proviamo, tanto chi se ne frega. Mettiamo tutto quello che abbiamo in costruzione, dai, tutto quello che ci serve. Quello che mi preme più fare, però, un attimo, è il cargo box prima di qualsiasi altra cosa. Allora, rifacciamo questo, poi abbiamo detto le porte e water generator. Beh, ci penso un attimo. Il water generator mi è e mi sarà comodo perché allora, chat, Domenico D27, buonasera, esploratore spaziale, grazie, buonasera a te. Piano con l'esploratore spaziale in questo gioco, perché l'esplorazione spaziale inizia un po' quando si fa il nostro primo small vessel.
Da lì si passa poi alla Capital Ship, che anche quella sarà un cuboide tipo Borg che andrò a fare, vi anticipo già, eccetera eccetera. Com'è che pensavi di No Man's Sky? Com'è che pensavi di No Man's Sky sulle mount, che non ho ben capito? Le porte delle basi sono un optional per noi. Sì, però servono, e più avanti magari ne parliamo anche perché servono le porte. E, beh, di No Man's Sky sulle mount penso che siano una delle cose più ridicola e inutile che ci sia all'interno di quel gioco, perché abbiamo astronavi, veicoli che corrono a velocità buone, medio-alte, ci hanno dato un mech che salta dappertutto. Cosa mi servono le mount? Cosa mi serve salire in groppa a una mantide religiosa con la coda da coniglio e le mani da uomo orso maiale, per citare un vecchio episodio di South Park? Cioè, cosa mi servono? A cosa mi servono? A niente, quello è il discorso. Servono solo ad aggiungere contenuti non voluti, inutili, ok, che non so, beh, possono essere anche interessanti, ma sono contenuti da marketing. Allora, vediamo. Questo è 1, 2, automatic door, 111, no, 111, 111, 111, 1. Oh, oh, wow. Chi è che ha detto che non facciamo i fighi noi? Eh? Ah, la porta più inutile del mondo. Dai, ne faccio un'altra perché mi sembra un po' brutto lasciare quella porta lì così nel nulla, da sola. Potremmo fare una gara di chi costruisce la base più brutta. Mamma mia. Vabbè, adesso cosa importante comunque, dai, mettiamo il primo cargo box che non fa mai male, e anche qui andiamo a buttare... mi è morto un po' di cibo qua. Vabbè, ormai No Man's Sky è nel suo fine ciclo, non avendo più molto da metterci dentro. Assolutamente d'accordo. Cioè, diciamo che potevano aver fatto veramente un gioco meraviglioso. Adesso diamo a Cesare quel che è di Cesare, come dicevano degli antichi saggi, ma cioè, non è totalmente pessimo quel gioco là. Intanto metto il mio water extractor qui. Ovviamente, come vedete, mi serve da dargli un po' di carburante, e questo parte. Per questo mi serve fare il biofuel, ma non solo per questo, mi serve anche per la mia base. Solo che dovevo mettere ovviamente il coso per il carburante nella mia base. Vabbè. Ok, allora ho già fatta la porta. No, dammi la porta. Ah, ma c'era anche questa. Cazzuola, era più figa questa. Allora, intanto facciamo così. E dopo questa la vado a cambiare. Ok. Adesso faccio il figo. Sì. 1, 2. No, decisamente no. Com'era? Così. 1. Ne. 2. Ok. 1 e 2. Ah, no? Ok, dopo la prossima update magari gli farò tipo una cupoletta sopra o qualcosa del genere. Ah, no? Che figata. 3 cubi e abbiamo fatto una base figa con una porta diversa. Vabbè, non importa. Serve allo scopo. Dopo capiremo, forse lo capirò anch'io il perché. Allora, vabbè, ormai No Man's Sky, sì, beh, e poi sì, ormai No Man's Sky è alla fine del ciclo. Sì, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordissimo su questa cosa. Purtroppo è quello che è quel gioco ormai. Ha fatto quello che doveva fare e secondo me non è che ha più molto da dire.
Ha portato delle novità però, sinceramente, effettivamente all'interno del mondo del gaming. Questo è vero. L'estrema proceduralità delle cose non è stata una cosa brutta. Ok, purtroppo secondo me si sono spinti un po' troppo oltre su alcune cose e non giustamente... non lo so neanche come dirlo senza offendere... No, dai, non è che ho voglia di offendere nessuno e né niente, per carità. Però secondo me, diciamo, avrebbero potuto fare qualcosa di meglio. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Allora... guardalo lì, la base scavata nella roccia. Esattamente, esattamente. Perché? Perché siamo super lameroni e quindi quando dovessero arrivare dei droni devono sparare tutta la montagna per arrivare fin là. Anche se mi scassano qualcosa qua davanti non mi interessa, e dopo lì sopra andrò a posizionare una bella torretta, torretta che devo anche ovviamente costruire. Dove stanno le torrette? Sotto le armi? Sì, eccola qua. Non l'ho ancora sbloccata, forse, sì. Allora. Ok, mi ero dimenticato una cosa. Devo scegliere il cargo box da collegare per l'input dei materiali. Una cosa molto bella che hanno fatto è questa cosa. Ho il cargo box e questo piano. E questo cargo box viene collegato col relativo constructor. Boh, adesso che ho tutto collegato posso fare qualcosa di figo. E per il water generator, sì, questi vanno messi nell'ambiente, non sono collegati alle basi, gli si mette il carburante direttamente dentro e loro funzionano. E questo basta, è quanto, non serve assolutamente altro. Mi serve però un fuel qualcosa, se non mi ricordo male. C'è, eccolo qua, no, O2, small O2, e non c'era anche un coso per mettere il carburante? Cioè, mi sto perdendo qualcosa? Sì, mi sto perdendo qualcosa. Ok, perché ovviamente mi stavo perdendo qualcosa. Poi, vediamo quanti più sono, 29 punti. Adesso devo fare questo, assolutamente. Shotgun, devo sbloccarlo e non so. Vabbè, tanto prima o poi devo sbloccare anche questi, 1 e 2, via. E prima cosa che adesso devo fare, assolutamente lo shotgun. Non ci sono chip. Nitrocellulosa. Per fare la nitrocellulosa mi serve il legno. Per fare il legno mi serve sparare a un albero. Ok, ecco, un'altra cosa che non mi è sempre lasciato un po' così è questa cosa qua. Ma una volta potevo distruggergli gli alberi con le armi. No, si vede che non più. Oddio, adesso devo recuperare il legname. Come non usi la pistoletta a pallini? No. Beh, praticamente questa pseudo beretta che ho in mano è una pistoletta a pallini, non sconfondiamoci. Ok, adesso nascono i problemi però. Perché nascono i problemi? Perché mi serve della nitrocellulosa e non mi ricordo assolutamente più come farla. Eccola qua. Ah, dalle plant fibers. Allora. Ok, tasto destro, prendo la metà dello stack. Ok, ogni gioco ha le sue. Eccoci qua. E adesso, ovviamente, i subbiotti. Ok, craft time. 30 subbiotti per una recip. Non è male, quindi questi sono 30 colpi, 60 colpi, 90 colpi, 120 colpi. Easy ed evviva.
Ah sì, ecco cosa devo costruire anche adesso. Non l'abbiamo sbloccata la fuel tank. Sì, fuel tank small, non mi interessa farla più grande. Tanto questa fondamentalmente è una baracca operativa, non mi serve fare la base super fancy. Anche perché l'obiettivo è avere una piccola base operativa dove stipare cargo e altre cose, e avere i costruttori per fare delle cose che poi mi serviranno e dopo migrare tutto su una capital ship. Non ho intenzione di stare fermo troppo sui pianeti e quindi va bene così. Allora, adesso faccio anche un'altra cosa, perché c'è questo gioco un'altra cosa anche figa, però devo fare questo. Tanto lo fa velocemente, tra un po' lo troviamo qua. Allora, eccolo qua, 120 subiotti. Beh, a dire il vero, qua, un altro coso qua. Allora, noi possiamo, intanto tunf il generatore, uno là, non posso mettere qua il carburante? Ho sbagliato? Penso di aver sbagliato, sì, ho sbagliatissimo, vabbè, non importa. Ho sbagliato modulo, abbiate pietà, ho sbagliato modulo, perché questo va bene per small veicoli e altre cose. Ricordate di fare sempre quella cosa. Fuel tank 1. Ok, andiamo a prendere 2 cargo boxes. Allora. Ok, ho appena costruito la base e la sto già desfando. Evviva! Devo fare il multitool. Prima o poi arriverò ad avere il multitool e tutte ste robe diventeranno estremamente più veloci e performanti. Qui era tutto muro, vero? Se non mi ricordo male, sì. Quindi sto rompendo proprio il muro della base. Sì. Sì, 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 sì. Ah, il drone mi sposta? Buono a sapersi. E se io spingo me stesso col drone. Via, 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 via. Ok, vabbè, funziona così, non ci lamentiamo. Ok, allora, ricreiamo questo. No, 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 ho sbagliato tutto. Ho messo i cubi rotondi. Che pollo. Questo potevano farlo un po' più veloce, ma ovviamente il gioco, vedete che ho messo quelli rotondi. Direi anche che chi se ne frega, tanto nessuno vede niente, ok, è a posto, ok, no? Qualcuno ha visto niente? Io non ho visto niente, perfetto. Allora, F5, dopo li coloreremo, quello che sia, intanto spengo questo. Input 1, cargo box a cargo box 1. Ok, questo è a cargo box e questo è l'output. Ok, quando. Allora, qui inseriamo, qui costruiamo e qui veniamo fuori. Easy as that. Quindi cosa posso anche fare? Posso togliere un po' di schifezze che ho messo nel coso di costruzione e metterle in un cargo box temporaneo dove poi vado ovviamente a stipare cose. Ok, mi piace più così. Perfetto. Quindi qui, qualora io avessi bisogno di energia aggiuntiva nella base, questo generatore può prendere il suo fuel direttamente da qua e siamo a posto. Adesso si sta facendo notte, ok, quindi tra un po' non avrò più energia dai pannelli solari e quindi sono fregato. Ok. Adesso facciamo una piccola rampa veloce che così va bene. Ok,
E intanto facciamo così. Comunque, eccoci qua. Come avete visto, abbiamo già fatto una piccola base completamente funzionante e operativa. È già alimentata da 2 pannelli solari, potrei farne uno un po' più grande. Oltre ai pannelli solari c'è anche un piccolo generatore e il suo primo costruttore. Adesso non mi resta altro che magari chiudere il tetto. Ok, che magari possiamo anche fare adesso, dai, facciamo in velocità, almeno mettiamoci un qualcosa sopra la testa che non la nuda, dura e umida roccia. Ok, e via. E quindi comunque così vedete è anche abbastanza facile e veloce. Appena ho finito di fare il tetto esco dalla modalità questa qui ed entro in modalità creativa. Perché? Perché vado a ricostruirmi la mia overbike, perché mi serve un qualcosa per cominciare a muovermi un po' più velocemente sul terreno all'interno del gioco. Ed è proprio fastidiosa questa luce, scusatemi se vi dà fastidio a me, immagino dia fastidio anche a voi. Faccio veloce, eccoci qua, ok. Spero che un giorno sistemino questa cosa i dev, ma fino ad allora niente, dobbiamo sorbircela. Cosa fortuita che se usiamo il drone non la vediamo più, quindi se vi dà fastidio usate il drone e siete a posto. Easy easy. 120 pallettoni, tremate Zirax. Beh, magari. Beh, diciamo che il fucile è un'arma figa e potente dentro questo gioco, ma il fucile di base va bene per abbattere gli alberi. Diciamo che mi piacerebbe poterlo giocare online, e il giorno in cui il mio provider mi consentirà di farlo, mi aprirà le porte per poter accedere al gioco con l'Easy Anti-Cheat, lo farò volentieri. Ok, qua scavo un altro po', dai che ho quasi fatto. Finiamo di fare il tetto e dopo andiamo a costruirci una prima overbike. So che c'è già una overbike qua in giro da poter reclamare, ma io voglio la mia. Ne avevo disegnata una tempo fa che era fenomenale per iniziare, cioè proprio telaio leggero, 2 motori giusto per stare in piedi, un RCS per muoversi un attimino e basta. E per iniziare servivano veramente pochissimi materiali. No, dai gioco. Dai, devo solo fare un po' di tetto qua, no? Non devo fare altro. Statink. Ok. Ancora. Ma niente, stasera proprio non ci siamo. Ecco, una cosa che adesso stiamo vedendo è il fatto che noi quando selezioniamo un cubo da mettere, il gioco avrebbe potuto mettere un'icona magari a sinistra o da qualche parte nel monitor per dirci guarda che stai usando il cubo così invece che quello cubo. E ci dobbiamo sempre controllare che stiamo mettendo dei cubi corretti. Vabbè, dai, facciamo veloci per quanto può essere veloce sta cosa, perché dipende comunque dal gioco, non da me. Cioè, diciamo che sì, è dipeso un po' da me perché ho fatto io una puttanata, detta proprio così. Ma vabbè, dai, è così. Vedete, c'è un detto qui da noi che è un detto bellissimo che si dice chi non ha testa ha gambe. Tradotto dal veneto all'italiano, non penso sia difficile, però lo faccio per dovere di cronaca, vuol dire chi non ha testa ha gambe. Sì, perché con la testa ci risparmiamo un sacco di tempo e fatica, se non usiamo la testa dobbiamo usare le gambe. Quindi, ovviamente, chi ha orecchie per intendere, intenda. E quindi è un bel modo di dire, secondo me. Proprio mi è sempre piaciuto perché contestualizza proprio bene quando facciamo delle puttanate come quelle che ho appena fatto in questo momento preciso istante. Quindi pensate sempre prima di fare le cose. Ok, e questo mette il punto. Questa base è fatta e finita. È buia,
non c'è illuminazione, è un cubo di cemento buttato lì con le prime, diciamo, le prime cose necessarie. Non c'è neanche un letto dentro, infatti mi tocca dormire in tenda fuori dalla mia base. Vabbè. Tu hai testa o gambe? Tante gambe, tante gambe. Giocavo a calcio da piccolo e ho fatto in modo di fare veramente tante gambe, quindi tranquilli. Testa proprio, poi stasera proprio non ce n'è, come avete potuto notare. Ok, allora, qui ci siamo, faccio un backup veloce dei miei progressi fino a questo momento e adesso vado a quittare, ma quitto con calma. Vediamo, resume game, vediamo, ho un... No, resume game, ho un creative da qualche parte. Survival. Mamma mia che sonno, new game creative, vabbè. Proviamo ad aprire un creative che avevo già là fermo tempo fa. Così controllo un attimo anche una cosa sulle recipe velocemente. E vediamo. Ok, oddio, cos'era qua? Già. Questa è una capital ship? Babba mia, che bestia enorme. Babba mia, che bestia enorme. Babba mia, che bestia enorme. Bello il creative mode. Oh, visto che ci siamo. Com'era? Babba mia, che bestione di nave. Ok, ci sono delle armi che non posso usare sul pianeta. Che bestione di nave. Che bestione di nave. Ok, vabbè. Non siamo qui per vedere me stesso medesimo pilotare questa cosa, anche perché a pochi RCS non mi interessa, via. Sì, bla bla bla. No, bla 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 bla. V, F, G, fuori da di qua. Ok, se sentite i passetti fuori. Questo è un po' il creative mode, dai, alla fine è un po' così. Ok. Allora, c'era un comando per cambiare il tempo del giorno. Debug option, eccolo qua, global time. Guardate che bello, possiamo mettere giorno, notte a nostro piacere. Mettiamo piena mattina e andiamo a fare una blueprint. Ok, fatemi controllare velocemente le blueprint. Ok, l'Ugly Bus mi funziona ancora. Scusate, cos'era sta roba? Il bus bruto? Io che figo. Ho già lo small vessel? Ma che dite se saltiamo l'over vessel e passiamo direttamente a questo? Brutto, orribile, orrendo, ma cazzuola funziona. No? Se funziona. Funziona anche troppo. Che dite? Prendiamo questo? Direi proprio di sì. Mi risparmio davvero un sacco di tempo. È orribile, ma estremamente personalizzabile e manovrabile. Ah, ho dei motori che mi richiederanno forse un livello un po' più alto. Ok, allora andiamo a caccia col nostro fucile e dopo andiamo a costruire questo coso. Perfetto, ci sta. Lì dentro ti ci perdi. Sì. Ah, guarda, giusto per la cronaca andiamo a vedere la differenza di dimensioni tra questo small vessel e questa capital ship. Cioè il mio small vessel è grande neanche
questa cosa qua. È una cosa che non mi piace neanche tanto delle capital ship, cioè allora, la possibilità di costruire basi mobili di queste dimensioni è meravigliosa, perché veramente sì, ci si perde qui dentro. Ok, adesso entrerò in modalità questa qui, ok. Allora un attimo che entro in single player, in prima visione. Vi faccio vedere velocemente qui dentro, vedete i ponti, cioè come cosa si sono persi a fare, ok. Cargo box, cioè l'hanno fatta bene, le hanno fatte bene. Sul workshop trovate anche l'Enterprise, se siete dei fan di Star Trek, ci sono anche le navi Star Wars, cioè c'è di tutto davvero. Sembra poco giocato, ma davvero ha una community molto molto strong questo gioco, quindi così. Questo è solo uno dei ponti della nave. Facciamo veloci perché a sto ponte ho fatto la battuta. No. Allora devo fare facciamo una cosa, ragazzi, facciamo il conto delle battute stupide che faccio durante le dirette. Potrebbe essere addirittura la mensa hanno fatto, ok, con il food processor, il frigo, il lavandino e tutto il resto. Ho messo le piante, cioè veramente l'attenzione per i dettagli di alcune cose di queste navi, vedete, ed è solo un ponte che abbiamo visto, perché è il ponte di tribordo, credo si dica così, mentre il ponte di babordo hanno messo i bagni, cioè pazzesco. Usciamo no, vabbè, sono sul ponte sotto, cioè ci sono i letti. Assurdo. Ci sono i letti, le cabine, i bagni, le docce, cioè pazzesco. Cioè è davvero incredibile quante cose potete fare, quanto potete veramente sbizzarrirvi dentro questo gioco a fare cose. Ovviamente serve una caterba di tempo per fare una cosa del genere. Nel caso ne prendete una già fatta e ve la modificate. Oppure farete con l'intenzione mia quando arriverò. Dai, addirittura. Cioè, addirittura. Guardate che simpatico trabicolo che hanno messo qua. Cioè, ha perfino il velivolo di servizio. Sta nave qua. Non l'ho messo io questo, Sì, però si pilota meglio la mia, diciamo. È poco RCS questa, bisogna mettergli un po' di più RCS. Vabbè. Tunf. No, allora, parcheggiamola velocemente. Ok, allora, Ugly Bus deciso. Tuk, ok, F, e usciamo da questa partita. Rientriamo nella partita, Virus 101 Mark II, e andiamo avanti. E quindi così, sì, vedete anche le stazioni qui adesso in sovraimpressione, sono davvero fighe. Ui, caspiteronzola, già un'ora è passata, alla faccia, ci si perde davvero un sacco di tempo qua dentro. Andiamo a vedere l'Ugly Bus, cosa mi serve per costruirlo. Level 7, non serve neanche tanto, Copper, Carbon, Substrate, no, neanche male. Quindi, adesso cosa facciamo? Andiamo a caccia di risorse. Perché quelle che ho già in base le lascio in no, via la console. Sì, c'è anche una console dove potete fare varie cose. Comunque, Carbon Substrate non mi ricordo come si fa. Se mi date qualche info... tanta fame. Se mi date qualche info, vi ringrazio. Vediamo su Survivor Constructor cosa posso fare. No, un cacchio. Però qui dai, per fortuna ci sono un sacco di cosi. Anche perché voglio andare a scassonare un po' di Zirax il prima possibile, diciamo. Ok, mi servirà anche un po' di copper. Carbon Substrate, forse mi servono plant fibers o cose del... No. Della normalissima roccia. Ok, guardate che bellina la nostra base. Ok, per fare quelle cose... eccolo qua, Carbon Substrate, Plant Fiber e Stone Dust, proprio questi due qua. Allora, facciamone una decina. Torniamo in Factory. Ok.
library, allora, ugly bus, to factory, perfetto. Allora, copper non ne abbiamo, iron ore, devo farli, devo fare i lingotti. Devo fare i lingotti. Dove si fanno i lingotti? Eccoli qua. Iron ingots. Quanto ne mangia? 5, 10, 20. Ok. Bene. Allora, mettiamo la nostra motoretta e cominciamo ad andare in giro a caccia di un po' di materiali. Abbiamo trovato i materiali. Proprio tuff. È figa sta location, dai. È vicino all'acqua, per cui almeno inizialmente non ho grossi problemi a trovare del silicone. Adesso del silicone. Ancora. Non è silicone questa cosa, ma è silicio. Oh, signore. Questa è una cosa che mi perseguiterà per sempre, il silicone dentro questo gioco. Vabbè, lo chiamerò silicone d'ora in poi. No, non credo. Ci penserò. Brutto mostro cattivo. I brutti mostri cattivi. Ma a noi i mostri cattivi ci piacciono perché ci danno la possibilità di fare questo. Punti esperienza che ci servono. Uno. Dov'è l'altro? Eccolo là. Brutti mostri. Ok. Guardate esperienza che facciamo con sti mostri. Un po' di carne. Ah. E non dimenticatevi mai una cosa. Non andate mai in giro senza un constructor portabile. Anche in ferramenta, sì, da questa cosa. Che poi Saratoga il silicone sigillante. Quelle belle vecchie pubblicità che ci piacevano tanto. Oh, devo uccidere degli spider per una quest. Allora bene. Quindi facciamo exp e finiamo anche la quest che abbiamo in corso. Oh, level 6. Quindi ci siamo quasi. Guardate quanti ce ne sono qua. Per questo vi dicevo il fucile. Il fucile fatelo perché è un'arma utilerrima. Fa un saccone di danni e vi aiuta con questi cosi. Questo è grosso. Guardate quanta exp stiamo facendo. Ah, fun fact, avevo iniziato la quest per i Talon dall'altra parte della mappa e la sto sbloccando anche qui, anche se non sono nel territorio Talon. Perfetto. Chi è? Mamma mia, quanti siete? Ok. Direi che il combattimento è fatto molto meglio qui che non in altri giochi, tutto sommato. E dopo, importantissima cosa, non andate mai in giro senza un portable constructor. Cosa mi serve? Iron ore. Ah, 3 di iron ore. Ok. Ok. Vecchi errori di traduzione tra silicone e silicio su Star Trek. La famosa puntata del mostro nella miniera. Dio, quella non me la ricordo. Però sì, sono stati fatti tanti errori di traduzione negli anni. Come dimenticarci di Futurama, dove c'era la puntata dove hanno tradotto la macchina che fu, che in originale era The Were Car, che ovviamente è una frase idiomatica, e in teoria si traduce in la macchina mannara. Infatti la prima volta che ho guardato quell'episodio proprio non ho capito un cacchio, perché la macchina è stato colpito dalla macchina che fu, altri punti esperienza, è stato colpito la macchina che fu, eccetera eccetera. Dice la macchina che cacchio è la macchina che fu? E invece guardandolo in inglese parlavano della Were Car e ho detto no, siete proprio veramente miseri. Ok, adesso mi servono punti esperienza, quindi andiamo ad uccidere tutti gli insettoidi e tutti i mostri della mappa. Stiamo facendo una carneficina proprio e ci piace. Ok. Abbiamo fatto livello 7, secondo voi? Vediamo. Dove cavolo è? Vabbè, Players level 7, perfetto. Quindi, ok, il livello l'abbiamo fatto. Adesso mi servono solo un po' di materiali. Dai.
Dai, dai, dai. Sì, sì, e infatti ogni tanto i traduttori sarebbe da dirgli, ragazzo mio, fai un po' di più attenzione, no? Non so che roccia è, ma mi darà della roccia. Bene, sempre meglio di un... Ah, sempre meglio di un calcio nel deretano. Roba utile, roba utile. Sì, roba utile, roba utile. Anche perché dopo un'altra cosa da fare assolutamente è iniziare a fare qualche piantagione di plant fibers, perché ve ne servono parecchie e quindi andate un po' in god mode, perché plant fibers si autorigenerano e potete avere un sacco di carburante praticamente a gratis. Non è il carburante migliore del mondo, per carità, però sempre meglio di niente. Io ho mandato avanti tante di quelle navette con solo del plant fibers, che è stata una cosa un po' così sconvolgente. Ma visto che ci siamo, andiamo un po' verso sterza. La motoretta non è che mi piace più di tanto, infatti non vedo l'ora di liberarmene. No, questa è roccia normale. Dicevo, non vedo l'ora di liberarmene. Potrei andare nei giacimenti, però aspetto di avere gli estrattori per quei giacimenti. Alla motoretta non piace l'acqua. Guardate che cosa divertente. Questo vi succede quando salite troppo velocemente sulla moto. Il gioco non riesce a registrare la cosa e vi trovate a fare veramente le evoluzioni sulla moto. Questo ci sta. Dai, vediamo se ce la faccio a rifarlo. Allora, mettiamo la moto. Ok. Saltiamo sulla moto. No, non ce l'ho fatta. Vabbè. Comunque dai, dovete correrci proprio velocemente da sopra. Sono in una zona orribile, orrenda e assolutamente spoglia di risorse che sto cercando. Sì, devo tornare indietro. No, assolutamente bene dove siamo. Ok, per quello speravo di riuscire a fare il velivolo, veicolo, small vessel o quello che sia. Nel tempo facciamo altra esperienza. Il fucile è una micidialata di arma. Fatelo il prima possibile perché è davvero davvero fico. Visto il fatto che potete usarlo anche con il drone, ok, cosa che non sapevo, però vi dà la possibilità barra opportunità di fare un sacco di cose fighe. Tipo, facciamo una prova su quel triceratopo. Che cacchio è successo? Mi sono esploso il drone? Non lo so. Ok, ne ho un altro? Sì, per fortuna. Penso siano infiniti questi droni. Peccato. Non so se ho sparato... Ah, ma perché forse ho sparato col personaggio... Quindi non è che io sparo dal... No, devo fare qualche test aggiuntivo, perché forse ho sparato sul mio stesso drone. E la cosa... Ancora Saratoga qua. Ancora Saratoga. Ma lol. Esatto, sono proprio i lol moment questi qui. Vediamo se ce la rifaccio a fare quella cosa meravigliosa di... No, non ce l'ho fatta. Non è così facile, mi è capitato così per caso qualche volta e... Se vi dovesse capitare, beh, gustatevi il momento perché è una cosa esilarante. Correre mentre la moto corre, cioè, quindi correre in piedi sulla moto. Ci sta, dai, è una cosa da fare. Acqua! Potevano farla sterzare un po' di più. Ancora Saratoga. Dai, gioco, mi serve del copper. Se vedete del copper, che magari io non riesco a vedere, urlate e fatemi sapere. Andiamo un po' a piedi. Oh, dell'iron.
Niente, mi toccherà andare a sminare un po' le basi, un po' i giacimenti che ho vicino alla base. Speravo di trovare un po' di più materiali qua così a random per terra, sinceramente devo dirlo, ma il gioco no. Sapete quando, com'è? Quando cercate una cosa, soprattutto se siete in diretta, non la troverete mai. Non la troverete mai. Adesso che dico, beh guarda, basta, non mi interessa più il copper, mi serve l'iron. E cominceremo a trovare copper. No, perché il gioco lo sa che sto mentendo. E quindi sapendo che sto mentendo... Ok. Stiamo girando in tondo e va bene. Dicevo, il gioco sapendo che sto mentendo non me lo farà trovare comunque. Però ci proviamo. Vabbè, tanto il livello l'abbiamo preso. Fame ne ha tanta, sto povero sopravvissuto qua. Energy drink. Ma tanto la stamina è a posto. Quante plant protein ho? 1, 2. Ok. Pazzesco! Oh, non c'è una roccia de per pagarla oro. Che le ho già sminate tutte? Assurdo. Dai! Dai! Ragazzi, datemi una mano. Fate qualche scongiuro. Invocate... no. No. No, 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 no. Mi era sembrato di vedere un copper. Ma tanto gioco non sto cercando copper. Gioco sto cercando... iron. Tranquillo. Adesso mi punisce, non mi fa trovare né l'uno né l'altro. Lui sa che tu sai che lui sa. Esattamente. Eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, dai. Non mi è assolutamente sufficiente, ma è un inizio. Ho visto delle pietre blu qua. Ok. Oppa, 1 e 2. Pietra. 1 e 2. Ok, allora non sperpero coppe e iron per fare un secondo portable constructor, tanto non sono così distante dalla base da averne bisogno. Sì, 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 esattamente. Beh, potremmo fare milioni di paragoni. L'autobus è uno. State andando in macchina, vi chiamano al telefonino, state lì a telefonare al telefonino, non passa nessuno per strada. Salite in macchina, fate per partire e arriva il disastro. Cioè, come se, boh, non so, pare che ogni tanto vi aspettano lì, pronti per dire, salite in macchina, tutti, tutti, tutti per strada. È la famosa legge di Murphy, no? Che poi è un'analisi del caso peggiore, però sappiamo che è così. Ovviamente nel momento in cui non cercherò più di fare il copper, il gioco lo sa, ne troverò a bizzeffe. È sempre così, è sempre così. Però intanto almeno mi sto portando a casa un sacco di iron. Non è male. Ok. A parte che secondo me sono in una zona un po' sbagliata, perché a volte c'è, boh, non so se è l'RNG del gioco o cosa. E devo anche dire che nelle versioni precedenti del gioco questa era una cosa... il gioco lo faceva in un modo un po' più figo. Hanno cambiato una meccanica per, non lo so, per che motivo, forse per motivi di multiplayer o altre cose, ma una volta questi sassi erano così fissi, una volta che li farmavate non ce n'erano proprio più, proprio a livello di server, a meno che non avevate gli script per ripristinarli, ma il gioco vi lanciava dei meteoriti sul pianeta e quindi ogni tanto vi arrivava il messaggio incoming meteorite. E quando arrivava il meteorita sul pianeta c'era questa enorme palla col relativo cratere di tot materiali. A volte era copper, a volte erano materiali un po' più esotici e vi potevano aiutare nel crafting delle cose. E quindi così, adesso l'hanno tolto e ci sono semplicemente questi sassi che spawnano a random in giro. E quindi, vabbè, niente, è così. Forse ci stiamo avvicinando a una zona copperica.
come la pioggia che ti aspetta mentre esce, soprattutto senza ombrello o cappuccio. Esattamente, proprio quello il discorso. Cioè, com'è che dicevano? Cos'era su Frankenstein Junior? Poteva andare peggio, poteva piovere, e piove. Cioè, è proprio così, no? Quella è una roccia truffaldina, non è copper. E vabbè, ok, allora ragazzi, non abbiamo tutta la sera per stare qui a caccia di rocce di copper, quindi andremo al copper deposit che sta in questa direzione qui, circa più o meno, vediamo. Sì, ancora un po' di più devo turnicare. Nel frattempo mi raccolgo anche un po' di plant fibers perché sono davvero assolutamente utili, e quindi così, vediamo, eccolo qua. Copper deposit, size small, eccolo qua, proprio problemi zero, basta non sminarlo tutto e dopo metterò un estrattore lì sopra e sono a posto. E poi ci sono, non è l'unico copper deposit, ce ne sono tanti altri in giro. Ok, allora 36, 35, 28, 25, 18, resource mode, andiamo a scavare per terra. Continuiamo a fare i nani minatori. Mamma mia, ste robe le facciamo dei tempi di Ultima Online. E vabbè. Non sono mai cambiate più di tanto questi concetti di gioco, perché come meccaniche, sì, ogni gioco ha le sue, ma... Ehi? Ok, cosa sto... Oh, guardate quanto bel copper che c'è qui. Wow! Risata malefica. Ovviamente sminare i giacimenti è molto più veloce che cercare le normali rocce per terra, però ovviamente i giacimenti non sono infiniti, quindi bisogna fare un po' di attenzione nel resource management, ma io sono stato abbastanza previdente su questa cosa e ho impostato il gioco in modo che questi giacimenti, qualora ci piazzo un estrattore sopra, siano infiniti, perché sono assolutamente pigro. Sto giocando in single player e non ho voglia di diventare idrofobo per... Poi il discorso è, ho una galassia intera da esplorare e quindi chi se ne... Però all'inizio, dai, non voglio diventare così... non voglio diventare così... Non voglio diventare idrofobo, diciamo, nel farming dei materiali. Una cosa che non mi è mai piaciuta più di tanto, un po' ci sta, un po' troppo è troppo. Come poi vabbè, sapete che ogni tanto gioco anche a Guild Wars 2, adesso sto provando a fare alcune cose dentro quel gioco giusto per mero test e devo dire che purtroppo il farming dei materiali dentro quel gioco è brutale davvero. Troppo grinding, ma farò una puntata dedicata poi a quel gioco lì, perché purtroppo un gioco davvero bello distrutto da dev incompetenti. Oggi come oggi mi sento di dirlo. Mi chiedo scusa se c'è qualche fan in ascolto di Guild Wars 2, ci gioco, sto facendo item leggendari e altro, sto provando a fare crafting di varie cose, ma fidatevi, è la distruggizione totale. Allora, 20 ingot, allora facciamone una ventina anche di questi. Carbo, un sacco. Andiamo a vedere, no, F5, F4, cos'era? Non me lo ricordo mai questo. Comunque, orca boia, 90. Vabbè, carbon substrate posso fare anche così, tanto ce l'ho praticamente a gratis. Silicon ingot, ok. Oh, gli iron ingot li abbiamo quasi tutti. Ok, quindi copper dobbiamo farne... Quanti ne ho messo in costruzione? Ogni tanto si impianta. Guardate quanti. ...50. Ah, vero, me ne butta fuori 10. Ne ho 40. Là, questi dovrebbero essere sufficienti. Questi non lo so. 6... 7... Sì, 100 me ne vengono fuori. Vabbè, sempre meglio di niente, nel caso lo butto
sull'altro. E milioni di Zirax da trucidare. Sì, appena sarò pronto con le navi, scaverò tutti i tunnel possibili fino alle loro maledette basi per distruggerle dal basso. Oddio, no, non ci posso credere. Mi mancano 10 copper ingot. Maledizione. Quanto ne ho qua? Ok. Non ho assolutamente voglia di fare altri giri. Questi, i Survival Constructor, invece, ragazzi, sono molto, 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 molto comodi per... Oh, devo fare i lingotti di silicone. No, di silicio. Allora, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Non mi ricordo quanti me ne servivano. Comunque, allora, 67, ok. 67 perché poi, vabbè. 1, 2, ok. Ok, allora, buttiamo dentro il resto dei materiali, 50 su 46, perfetto, anche se ne mettiamo qualcuno in più, non è assolutamente un grosso problema. Questo siamo a posto, dopo lo metto nell'altro costruttore. 90 su 90 siamo a posto, il copper è a posto, andiamo a prendere il nostro Saratoga. Qua 30, 40. Dai. Vabbè, mentre lui costruisce là, facciamo altre cose, tipo altre 2 barrette di cibo. Ok, ah, giusto, posso fare... No. Ecco perché volevo questo da portarmi dietro. Oh, finalmente posso farmi un paio di bistecche, ragazzi. Alleluia. Grigliata mista. Perché ne ho solo 50 di questi? Non mi basta il silicon ora? Non mi basta il silicon ora. Ho fatto male i conti. Andiamo a vedere qua in banca quanto ne abbiamo. Ok. Anche perché, sinceramente, questo sì, non vedo l'ora di averlo, che sono i... dicevo che sono fondamentalmente i... Boh, metto un altro cargo box qua sopra. Facciamolo un po' più fancy questo, dai. Tac. Un sacco di spazio. Orribile, ma vabbè. Funzionale. Non vedo l'ora di avere gli estrattori. Quelli sì, davvero non vedo l'ora di averli. Ok, dai che ci siamo, ragazzi. Abbiamo quasi finito. Tunf, eccolo qua. Start production. 10 minuti e avremo finalmente il nostro ugly bus, il nostro bus brutto, l'ho chiamato così questo velivolo, e finalmente lo avremo a disposizione. Nel frattempo, visto che ci siamo, andiamo a vedere questo produttore cosa ha prodotto. Guardate, 4 enormi water container con i quali poi possiamo fare un sacco di cose. Per esempio, iniziamo a fare i lavori che ci servono per cosa? Fondamentalmente devo cominciare a sbloccare i grow plant, quei robi là. Devo cominciare a fare l'agricoltore qua dentro, oltre a queste cose qua. Non mi ricordo dove sono. Dove sono? Misk? Potrebbero essere qua, sì. Hanno messo anche le scalette? Quelle mi sono nuove proprio. Una volta erano cose da sbloccare. Le ho già? Perché forse li ho già. No. Qui sono. Eccoli qua. Growing pot. Plot. Concrete. E ci serve una nutrient solution. Il problema è che la nutrient solution, ok, noi possiamo farla, se non mi ricordo male, solo ed esclusivamente nel food processor, e quindi devo sbloccare quel coso là. Ecco cosa devo sbloccare. Large constructor. Dove cazzuola è il food processor?
Eccolo qua, 3 punticini easy easy, via, sblocchiamolo e andiamo a vedere se posso costruirlo, perché non so se ho tanti materiali. Però food processor, eccolo qua, boom, easy, dentro vai, accenditi e comincia a fare cose. Bene, quindi metteremo anche il nostro food processor qua da qualche parte. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Qui volevo... Oddio, mi sono blindato da solo. Fatto una boiata. Perché questo non dovevo metterlo qua, dovevo lasciarmi una porta per andare dentro prima. Vabbè, non importa. Food processor, a questo punto lo schiaffo qua, tanto dopo posso sempre spostarlo senza nessunissimo problema. Ok. Tac, e via. Tanto chi se ne frega. Allora, anche questo lo colleghiamo col cargo box 1, eccolo qui, perfetto, e andiamo a vedere cosa mi serve. Nutrient solution, eccolo qua, stone dust, purified water, spoiled food. Purified water non ne ho, ma la tirerà fuori dal water container, quindi oh yeah. Fatemi fare una cosa però. Oppa, no, oppa, ok, produce e ributta dentro. E questa cosa va bene così. Ok, allora, quante gliene serviva di nutrient solution? Ve lo ricordate? Una nutrient solution, 4 plant fiber, plant fiber e un cement. Ma la cosa più importante è questa. Quindi facciamo così e facciamo così. Accendiamo questo e spegniamo questo se ha finito. Purtroppo non abbiamo molta corrente e potrebbe essere che la base ci si spegna. Ecco qua, 260 PU, 3%, non male. Ho visto delle radiazioni arrivarmi, sì. Ah. È il generator che ci fa le radiazioni? Il solar? Dai. Assurdo. Ok, dovrò spostarlo il capacitatore, quello là. Perfetto. Allora, via questo. E adesso cosa abbiamo? Abbiamo una growing pot e una plant grow light. Allora, importantissima cosa da fare subito. Allora, i blocchi sono 3x3 e quindi adesso devo fare uno scavo di 3x3. Per questo vi dicevo che ho fatto una boiata a fare questo coso qua. Comunque, pian pianino andrò a mettere... Ma la barbetta è tinta oppure gli cresce già verde? Sai che non lo so, non lo so, vediamo un attimo, è un personaggio così da sempre, l'ho colorata, penso siano le radiazioni spaziali che hanno colorato la barba di verde, perché ribalzano sulla tuta, hanno colpito la cute e quindi tutti i follicoli sono diventati dei produttori di peli verdi, qualcosa del genere. Vediamola così, dai, un po' roleplay e così. Ci sta. Allora, sta calando la notte, anzi è già notte, quindi andiamo a fare una bella dormita. 1 ora e 32 alla faccia, ragazzi, ci sta portando via veramente un bel po' di tempo sto gioco. Comunque, allora, 1 ora e 32, abbiamo finito di costruire la base, abbiamo già fondamentalmente la prima agricolturabile. Mi mancano le piantine, attenzione, perché per piantare quelle cose mi serve questo fiber plant sprout e vedete un'altra nutrient solution, 6 plant fibers e 5 purified water, quindi acqua ce ne serve davvero tanta. Allora, per il dovere di cronaca adesso lasciamo qui questa cosa a fare, siccome sì, espanderò la mia produzione di erbacce qua dentro, andiamo a scavare un altro pochettino perché non abbiamo scavato abbastanza. La luce che ho fatto fa un 3x3, quindi ogni luce che fate serve 9 cubi. Su 9 cubi potete piantare 9 piantine, ogni piantina genera 8 plant fiber a ciclo. Quindi se vi fate i conti, 9x8 sono una bella quantità di plant fiber che potete convertire tranquillamente into o quello che sia per biofuel senza praticamente nessun problema. L'unica cosa a cui dovete fare veramente molta attenzione è tenere
l'area di farming, diciamo, sempre al chiuso. In questo gioco ci sono delle tempeste radioattive che ogni tanto colpiscono la superficie dei pianeti. E cosa succede? Se la tempesta radioattiva colpisce la vostra area produttiva, quindi dove ci sono le piantine, tutte le piante muoiono e la vostra produzione cessa di esistere. Ma non è che riparte al ciclo successivo, proprio muoiono tutte le piante, quindi dovete ripiantarle. A volte questa cosa è molto 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 fastidiosa. Ok. A me è successo un giorno, ho dovuto veramente fare i salti mortali poi per recuperare le piantine perché avevo poca acqua e bla bla bla. E dagli errori si impara e dagli errori si migliora. È solo errando che si diventa più meglio. Devo cominciare a fare veramente le magliette con i miei modi di dire. È solo errando che si diventa più meglio. Davvero, eh? Eh sì. Se... magari... Beh, magliette posso già cominciare anche a stamparle, perché veramente posso già farlo. Che ne dite? Vi interesserebbe avere una maglietta col logone di Virus 101 e i suoi modi assurdi di dire? Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Vabbè, poi magari mi farete sapere. Allora, prima cosa che faccio è delimitare l'area. Quindi 1, 2... 1, 2 e comunque vabbè, nel caso mi farete sapere, dai ragazzi, se vi può interessare questa cosa, magari più avanti, appena avrò un attimo di tempo, perché adesso sono veramente stra full. Infatti anche tutto il discorso del Fer de Lance su Elite lo vedremo molto più avanti, mi sa. Purtroppo non ho fisicamente tempo. 1, 2, 3, cazzuola, devo scavare ancora. Ah, ecco. Questo è una rogna delle basi sotterranee. È la quantità di roba che dovete star là a scavare. Ovviamente un multitool vi dà una mano, ma se siete all'inizio come nella partita attuale è un po' fastidioso. E sarebbe stato bello se il multitool avesse usato sia le celle di Promezio che anche un po' di biofuel. Sarebbe stato interessante. Ci potrebbe risparmiare tante rogne, ma diciamo appena trovate i primi giacimenti di Promezio, magari anche sulle lune o sul pianeta, gli piazzate sopra un estrattore e diventa un po' meno problematica. Non è problemi? Sì. Purtroppo sì, e guardate, alla fine i tempi odierni sono un po' una rogna anche per il canale, perché così. Sfortunatamente è il mio battle tag da sempre e ho deciso di dare il nome al canale in memoria del mio battle tag che uso praticamente da quando sono nato come giocatore. E vabbè, cosa posso farci? Ormai il canale è stato chiamato così e sarebbe abbastanza difficile, diciamo, per me mettermi là e cambiargli il nome. In teoria penso che si possa fare, però ormai dopo tutto questo tempo sinceramente sta lì. Che poi poteva essere anche una bella cosa, perché tutti quelli che cercano informazioni su un virus capitano da me. No, assolutamente non è stata un'operazione di marketing, è semplicemente così. È il mio battle tag che usavo dai tempi di Quake 3 Arena e anche da prima. Quindi pensate quanto tempo è passato che uso questo nickname. Davvero parecchio. Che poi appunto Quake 3 Arena, yuhu. Mamma mia, non li faranno mai più giochi così belli. Assolutamente, me ne rendevo conto poc'anzi e anche giocando a questo gioco. Che sì, parlando proprio così mentre scavo, intanto per passare un po' il tempo, all'inizio, proprio quando ho cominciato, no, quella meccanica molto semplice per scalare quel dirupo. Semplicità, velocità ed efficacia. Cioè proprio tre euristiche, usiamo termini aulici, 3 euristiche che proprio sono la base dei giochi. A chi se ne frega, ma chi se ne frega di meccaniche complesse, cervellotiche e completamente impossibili a un certo punto, no? Chi se ne frega? Dateci una cosa semplice, affidabile, ma che funziona.
No? Ok, dopo magari andrò a fare un po' più meglio questa stanza. Intanto mi basta che funzioni. Mi sa che non ho abbastanza blocchi. Quindi, oggi purtroppo, ma è una cosa che noto anche in generale sulla programmazione, cioè bisogna super specificare tutto, bisogna essere super 1, 2, 3, ok, esattamente, non ho abbastanza blocchi, vado a farne qualcuno di più. Ok, e devono essere tutti super, cioè deve essere controllato tutto, il pelo di qua, cioè, e si perde un sacco di tempo di sviluppo, questo vale anche per i giochi, quando tante volte ci sono delle soluzioni che sono talmente semplici, immediate e funzionanti, che veramente è una cosa disarmante vedere come non vengono applicate ed implementate. E mentre sto costruendo, ne parliamo anche un attimino, per esempio Elite Dangerous Horizon, ok? Ha delle meccaniche che secondo me sono assurde e assolutamente folli sotto alcuni punti di vista. Perché? Vediamo Odyssey. Perché devo andare da un ingegnere per modificare un'arma? Cioè un ingegnere inteso nel senso degli ingegneri del gioco. Mettiamo una armory all'interno degli spazioporti. Io arrivo, parlo con l'armaiolo dello spazioporto popolato da 2 milioni di cicciopanzi, e non ce n'è uno che sa girare una vite su un'arma. No, devo andare dall'ingegnere dall'altra parte dell'universo. Cioè, voglio anche dire, ok, volete farci usare le meccaniche degli ingegneri, per carità, ok, ci sta. Ok. Vabbè, volete obbligarci a fare questa cosa? Posso capirlo. Ok? Perché li avete lì e dovete dargli un senso a sti benedetti ingegneri, perché solo per le navi non va bene. Ma io per le navi posso capirli, ok? Ma anche lì fino a un certo punto, ok, lo sblocco, però è possibile che non posso andare su uno spazioporto e usare le cose che ho sbloccato su uno spazioporto di 2 bilioni a volte. Ci sono spazioporti popolati da 10 milioni di cicciopanzi e non ce n'è uno che è in grado di girare un cacciavite sulla mia nave? Cioè, devo andare per forza da Felicity, Farseer Co? Cioè, vedete, è lo scimmiarsi nel fare cose difficili e complesse, e dopo, secondo me, l'arroganza dello sviluppatore di dire io adesso l'ho fatto, tu lo devi giocare. No, non è perché hai fatto una cosa che necessariamente quella è bella, è fatta bene e ci piace, ok? Questo è un discorso mio. Ok, poi per carità, sì, ci stanno, insomma, che non posso fare tutto e subito e tutto quei discorsi là, però tante volte io reputo che la semplicità sia l'unica cosa da fare. Non ce n'è più. Già la vita è molto complessa di suo, dobbiamo diventare idrofobi anche qui dentro. Vado a giocare a Second Life, cioè mi prendo un simulatore, un gioco è un gioco. Basta, boh, basta. Ho finito di scavare lo scavabile. Ok, vedete che allora le basi sotterranee sì, sono fighe, ok, ma che due maroni. Perderete un sacco di tempo a scavare roccia, sappiavatevelo. Ok, dai che abbiamo quasi finito, così poi chiudo la diretta e andiamo tutti a riposarci un pochettino. Ok, qua intanto sta ancora costruendo, lasciamolo costruire. Belle ste porte di stile albergo, non mi dispiacciono. Oh, there is another block in the area. Ok, che fico che è sto drone. Ok, come vedete anche questa cosa del drone che vediamo qui dentro, cioè è una soluzione semplicissima. Ok, è un'entità invisibile che però mi consente di costruire tutto velocemente senza dover diventare scemo col mio personaggio in prima persona a fare le cose. Allora, 1, 2, pam! Pam, ok. Quindi noi adesso qui possiamo costruire le nostre piantine. Vediamo se questo ciccio panzoide ha finito. Sì.
Addirittura 2, no? Scusa. Sì. Container access. Eccole qua, addirittura 2 me ne ha date. E allora faccio anche il secondo qua. Chi me lo vieta? Ah, no, no, Nutrient Solution. Vai. Ok, cubetti, base. Ci sei, l'hai fatta? Sì. Ok, forse non se n'era ancora reso conto che avevo la Nutrient Solution e via. Ok, perfetto, quindi posso già piantare 2 piantine. Che non lo sai che quando cerchi uno per girare una vita devi cercare per l'universo. Esatto. Sì, poi tra l'altro anche quello che... boh, vabbè. Non lo so, io... No, guarda, ragazzi, tanto per parlare mentre finiamo la diretta. Io non so voi, ma vedo proprio in generale proprio l'industria del gaming completamente disconnessa dai giocatori, completamente disconnessa dalla realtà. Si fanno di quelle pippe mentali da soli tra di loro che sono una cosa devastante a volte. Non lo so, non lo so, non lo so, davvero. Guardiamo anche per esempio il caso Cyberpunk, l'abbiamo visto un po' su alcune dirette che ho fatto qui. Cioè, anche lì. Ma. 4, 8, 16, 24, 32, 64. Oh yeah! Questo è fico. Questo è fico, mi piace molto. Ok. E quindi così. Allora, questa stanzetta con le vostre piantine quando l'avete fatta sarà la vostra fonte principale di carburante quando iniziate. Ma chiacchiera che ti chiacchiera, mi sono dimenticato una cosa. Abbiamo finito di costruire il nostro primo small vessel. Mettiamolo in gioco. Ok, perché impazzire con un over vessel e bla 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 quando posso semplicemente fare... Ehi? Ok, quando posso semplicemente fare questa cosa. Ok, adesso la fisica è partita. Eccolo qui. Ovviamente questo small vessel non ha niente. Non ha carburante, non ha un cacchio. Fuel manage. Dovrei avere una massa grassia. Ok. Ed eccolo qui. E finalmente possiamo muoverci in giro per il mondo con molta più agilità. Adesso direi di no. Perché ovviamente ho poco carburante e quindi adesso devo farmare un po' di carburante. Però il concetto è quello. Ci costruiamo uno small vessel tramite factory. Ok. Guardate, abbiamo già cargo box, fuel tank, tutti i motori, uno small generator e qua da qualche parte un RCS. I motori sono già tutti impostati come medium se non mi ricordo male, quindi è molto ben impostata questa navetta. Fatevi qualcosa del genere in creative mode e siete praticamente pronti per partire. Diciamo che in un paio d'ore, mentre ve la giocate proprio con molta calma, avete già un velivolo che virtualmente vi può portare nello spazio. Ok, allora ci sono altri giochi che lo fanno meglio, lo fanno più velocemente, bla bla bla, assolutamente d'accordissimo con voi ragazzi, assolutamente d'accordissimo, ma, ok, adesso che ci siamo, scusatemi, ma non resisto alla tentazione di fare un giretto fuori dall'atmosfera. Ok, no, un po' di mi incasino da solo coi tasti. Infatti, dai, virus, dai, non fare boiatone. Ok, tac, ok, 5%. Facciamo una cosa interessante. Backup, si sa mai. Accendiamo, puntiamo il nostro muso verso l'alto e andiamo su. Com'era? C'era un comando per il cruise control che non mi ricordo. Col control. Sì. Ok, puntiamoci in alto. Ok. Adesso no. Un po' troppo in alto.
Ed eccoci qua. E siamo nello spazio. È meglio che torni indietro velocemente però, perché non vorrei morire soffocato. Non mi ricordo se ho messo l'ossigeno dentro sto trabicolo, Comunque così era giusto per farvi vedere. Siamo nello spazio, adesso possiamo tornare indietro. Lì vediamo che c'è anche subito un'altra installazione. Ok. Un trucco per rientrare e risparmiare carburante è spegnere i motori e la nave cadrà proprio giù. Giù. Se avete poco carburante questo può essere d'aiuto. Ah, ok, qui eravamo andati a fare quella missione là l'altro giorno, nella prima diretta. Guardate quanto poco tempo ci abbiamo messo ad arrivare con il trabicolo volante, No, è un'altra cosa ancora questa. Damage Dart. Quindi questo è un altro small vessel che il gioco nel caso ci potrebbe regalare. Magari lo requisiremo, ma sinceramente adesso vorrei tornare a casa base. Vado a scoprire questo e poi torniamo indietro. Ok, guardate quanta strada abbiamo fatto così in un attimo, quindi ditemi voi se non ne vale la pena costruire un trabicolo del genere il prima possibile. Ok, tiriamo un po' giù a sud, andare ancora più a sud. Ok, devo proprio puntare a sud. Ok, e andiamo avanti. Quindi alla fine sì, posso diventare idrofobo a costruirmi la nave cubetto per cubetto. Ne faccio una in creative mode così che poi è estensibile e mi diventa... Oh, ho mancato completamente la base. Che poi è estensibile e mi diventa completamente utile a un certo punto dopo. Dovrò mettere qualche riferimento visivo qui intorno. Vedo il lago, ma sì, dovremmo essere... Eccola lì. E via. Quindi, anche qui, sì, è vero, possiamo perdere un sacco di tempo a costruirci queste cose, ma una volta che abbiamo costruito un trabicolo del genere in creative mode, quando entriamo in gioco, cioè virtualmente dopo 10 minuti possiamo averlo. Avete visto quanto tempo ci ho messo a fare i lingotti. Andiamo a tirare su un po' di materiali da per terra, facciamo lingotti e via. No, non ho messo il climatizzatore qui dentro nella maniera più assoluta, non c'è. Perché non ho ancora messo l'O2 tank, non ho messo i ventilatori e altre cose, perché lo sono tornato indietro velocemente dallo spazio, perché non so quanto ossigeno tiene il cockpit di base. Comunque così, dai ragazzi. Ecco qua, abbiamo già fatto un primo giro nello spazio, abbiamo esplorato un pochettino e abbiamo espanso un po' la nostra area di gioco, di influenza all'interno di questo gioco, quindi abbiamo ancora tutto un planetoide qui da finire di scoprire, ma non solo, abbiamo tutto un sistema da girare e dopo il sistema abbiamo una galassia, quindi... Eccola qui. La cosa interessante di questo gioco è che potete farvi il vostro server e giocarci con gli amici, con gli altri o con chi che sia, o potete anche unirvi a dei server online all'interno dei quali giocare e quindi portarvi i veicoli, i velivoli e le vostre navi che vi progettate all'interno di quei giochi. Vi sparate con gli altri giocatori o giocate insieme a loro ad affrontare pianeti difficili o altre cose. È davvero ha delle meccaniche davvero interessanti. Io adesso però devo sbloccare una cosa prima di chiudere, perché poi sono sicuro 100% che me ne dimentico. Ok. Small vessel, eccolo qua. Vedete, non ho ancora sbloccato il generatore, però ce l'ho già sulla nave. E quindi, ok, chi se ne? Devo sbloccargli le armi. Eccolo qua. Ok. Oh. Hanno messo le torrette anche là sopra. Che figo. Questa mi mancava. Davvero mi mancava. Ok, allora sblocco un po' di cose che mi serviranno. Vedete, i thrusters, ho già messo i thrusters medium, non li ho ancora sbloccati. Mi servirebbe il livello 10 per farlo, ma il gioco non gli frega, gli basta un livello 7, quindi oh yeah, a posto, belli felici e contenti.
E quindi così. Per la base invece, ah sì, ecco cosa dovevo fare. Facciamo un'ultimissima cosa prima di chiudere. Metto una torretta difensiva all'interno della mia base. Qui le piantine stanno crescendo, ci mettono parecchio a crescere, quindi abbiate pazienza con quelle. Allora, andiamo a costruire le armi della base. Non sono qui. Oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Perché non le posso costruire? Perché mi serve il Large Constructor, credo. Vediamo cosa mi dice il gioco. Ok. Blu e rosso. Esattamente. Perché anche i costruttori hanno il loro colore blu e quello mi sa che questo non è abbastanza fico per. Comunque andiamo a vedere se posso già costruire il Large Constructor. Assolutamente. Buttiamo in produzione assolutamente il Large Constructor. E mi serve spazio. Ho già esaurito lo spazio della base. Pazzesco. Vabbè. Vabbè. Non è un problema. Al limite abbatto un muro e passo. Ah! Ecco cos'altro dovevo fare. Via, multi-tool unlock. Ok, sì, vabbè, ho questo, vabbè, mi serve solo per andare un po' più veloce. Bene. Allora, visto che ho il multi-tool e questo praticamente ha finito. Ah, Prometheum Pellet. Non li ho ancora, quindi non lo posso fare. Ok. Ok, ogni tanto, questo è un bug del gioco, ogni tanto si pianta. Ok, fatto, finito, ho il Large Constructor. Il problema del Large Constructor è che è large. Cazzuola, guardate quanto spazio occupa sta bestia di coso. Cioè, mi occupa tutto l'ingresso della base. Avrei potuto metterlo lì se non avevo il food processor. Mi serve spazio. Che dite? Quasi quasi. Lo faccio qua fuori. No? Tanto dopo posso spostarlo appena avrò il Promezio, che andrò a cercare appena ho un po' di carburante per i motori. O andrò a scassare qualche Zirax per avere il Promezio. Perché no? O sulla Luna, però devo farmi l'armatura. Ho tante cose da mettere insieme una dopo l'altra, ma ci sta. Anche questo è questo gioco. Ok, allora, non c'è nessun problema a mettere il Cicciopanzo Constructor qua fuori. Vediamo di orientarlo almeno decentemente. Eccolo qui. Vado magari a spegnerlo, perché mi consuma un sacco di corrente. Ok. Bella questa cosa dei cargo box, È stata una cosa veramente... Le soluzioni semplici. Collego un cargo box di materiali a tutti i costruttori della base, butto tutti i materiali dentro un unico cargo box, il gioco è fatto. E dopo posso decidere io su cosa specializzarmi. Eccolo qua, vedete, le projectile turret. Allora, una cosa da fare attenzione è che tipo di proiettili usa. E quindi non va fatta solo quella, ma va fatto anche il famoso ammo box, perché se non abbiamo l'ammo box la torretta non spara. Ah, eccolo qua. Ok, accendiamo questo e spegniamo questo che non serve più. Non mi piace tenere i costruttori fuori, ma non ho decisamente più spazio per farli dentro. Ok, ammo box. Ok, non mi dice... Mi manca un'informazione. Dov'è? Qua. Non mi dice che tipo di munizioni usa, quindi attendete il crafting e il completamento della projectile turret. Alright, vedete, placeable base, unlock level, bla bla bla, ma non mi dice quanto, che tipo di munizionamento usa. Sinceramente la potrei piazzare anche qua
in modo che può sparare in tutte queste direzioni. Mi fa paura se attaccano da di qua, perché questo, lo so, sta torretta sparerà sulla roccia. A parte che problemi ci sono? Posso fare... sì, posso fare così, posso fare così. Nulla mi vieta di fare così. Ok, di alzare un attimo la torretta e farla sparare più avanti. Magari ci penserò più avanti. E via! Dai, sto incasinando con i tasti. Non ho davvero più testa stasera. Ok, spegniamo questo trabicolo. Andiamo a prendere... Ehi, dove l'hai buttato? Ah, eccola qua. Andiamo a prendere la torretta e il cargo box. Ok. Mi pare che sia dispari. Sì. Ok. Quindi teoricamente potrei metterne... Vedete, è un 3x3 e io ho l'ingresso 2x2. Volendo posso anche metterla così, ma non so quanto efficace possa essere. Vabbè, intanto la piazzo qua, tanto per averla. Ok. Tanto per averla. Ok, lei è già attiva. Ok, facciamo così, che magari in un futuro ne mettiamo anche un'altra. Ho sbagliato, vabbè. Ok, e intanto così l'altra cosa da fare ovviamente è mettere questo. Purtroppo è grande e allora facciamo così. Tanto dentro qua non c'è una cippa di niente e per il momento non l'ho mai usato e quindi via. Dai che ho quasi finito. 10, 4, via. Pum. Ok. Ammo box piazzato. In teoria dovrei poter fare le ammunizioni anche da qua. Allora, P. Devices. Cannon turret. Access. Eccola qui. Ok. Vediamo. Ammo 30 mm bullet. Ok, perfetto. Usciamo. Andiamo a fare i 30 mm bullet. 15 mm sniper rifle. No, dai, non posso farli? Mi tocca andare per forza sull'altro costruttore. Mi sa che quello small constructor farà una brutta fine. Eccoli qua, 30 mm bullet. Quanti me ne dà? 70 a volta. Facciamone un pochettini. 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 35. Dai, 350 bullet, non è male. Ok, vediamo il consumo. Ah, sì, dai, dovremmo farcela. Ok, allora un attimo che finisco questa cosa. Dai, non mi serve tantissimo. Tanto posso recuperarli direttamente da qua. Ah, devo cambiare. Devo sistemare una cosa. Guardate un'altra cosa bella. Cargo box 1. Base. Ammo box. E metto tutto negli ammo box. Porca boia, ha già cominciato a sparare. Bisogna configurare ste torrette. Ok. Ah, stavo sparando i mostri là fuori. Torrette difensive. Comode, utili e fiche. Vedete, quando arriverà il drone da dietro, questo sicuramente sparerà sulla roccia. Guardate, ci metto la mano sul fuoco. Comunque, andiamo a configurare questa cosa. Allora, player faction, Predator. Via. Ok, tolta questa cosa. Ok, questa torretta non sparerà più sui predatori. Cioè, adesso guardate quante opzioni abbiamo da poter utilizzare premendo 3 tasti e quanta roba possiamo configurare qua dentro. Io vado via di testa quando vedo ste cose. È un gioco indie sviluppato da una casa molto piccola. Ma guardate che roba. Cioè, addirittura ho tutti i segnali dentro le basi per poter fare porte logiche. Cioè,
ne ho parlato un po' tempo fa e io, boh, non so, resto sempre un po' così quando vedo queste cose. Ok, non abbiamo più potenza. Qualora noi dovessimo esaurire la potenza, dobbiamo caricare di carburante il generatore. Non ce n'è. Ok. Andiamo a mettere là. Sì, lo so che non posso fare lo stesso container sulle stesse cose. Allora qua, base, ammo box. Eccoli qua. Come potete vedere, ecco qui. Questo, il discorso del generatore, mi consente di tenere accesa la base anche quando non ho consumato troppa corrente, per dire. Adesso questo lo spengo perché sennò mi mangia troppo e via. Quindi, ovviamente bisogna fare un po' di attenzione con i consumi energetici dentro questo gioco. Comunque, dai, mi sono dilungato 2 ore, ragazzi, babba via. Oh, davvero grazie per avermi seguito finora, davvero grazie. La diretta va a terminare qui, dai, basta, non abbiamo altro da dire. Abbiamo costruito la prima base, abbiamo i generatori, abbiamo i pannelli solari che aggiorneremo tra un po', abbiamo la torretta, abbiamo una base as ugly as hell, ma non ci interessa, è un cubo incastonato nella roccia, dovrebbe essere abbastanza sicuro per tutto quello che dobbiamo fare. Adesso non mi resta altro da fare che recuperare altri materiali, sistemare le porte d'ingresso, sbloccare tecnologia, andare su di livello, diventare un po' più fico e poi andare a scassare gli Zirax. Davvero, e davvero tanto. Farli saltare via da questo pianetoide che voglio conquistare completamente. Magari no, però voglio ridurre a zero il problema Zirax su questo pianeta, per poi dedicarmi pian pianino alla costruzione del mio cuboide da spazio, quindi una capital ship fatta a cubo che ha tutto quello che serve per andare in giro ad esplorare l'universo, caricare dentro magari degli small vessel per disimpegnare dalla capital ship e andare ad esplorare vari pianeti nella galassia, e così da vedere un attimo assieme cosa vuol dire esplorare in questo gioco. Faremo anche dei confronti con altri giochi spaziali che abbiamo conosciuto su questo canale. Per il resto, ragazzi, Virus 101 va a chiudere, 2 ore 06, davvero una delle dirette più lunghe che ho fatto, però questo gioco davvero mi porta a star qui a giocare in tranquillità e è davvero in relax. Tante volte è proprio uno spettacolo mettersi qua. Non è il gioco migliore del mondo, c'è di meglio in giro, per carità, niente da dire, però trovo che per il prezzo, il fattore divertimento, questo gioco non abbia, di questa tipologia, non abbia rivali allo status attuale. Forse Dual Universe, ma sapete che avete il pagamento mensile. Qua lo comprate una volta, anche in sconto, non spendete tanto, supportate questi ottimi sviluppatori che ci hanno regalato davvero questo gran bel gioco. Non ha le grafiche eccelse di questo millennio, diciamo, però la giocabilità secondo me è imbattibile sotto molti aspetti, e ha i suoi limiti, per carità. Basta, punto fine. Ragazzi, grazie a tutti. Virus 101 vi saluta con il suo ormai consueto transmission out. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri contenuti di Empyrion Galactic Survival. Lo porterò comunque nelle prossime settimane finché non finisco le cose che sto testando su Elite e altri giochi. Ho poco tempo, quindi ci vorrà un bel po' di tempo, e questa cosa mi dà la possibilità di portare avanti questa serie sul canale. Bene, basta. Grazie davvero per tutti coloro che mi hanno seguito finora. Il vostro supporto è davvero utile per me per poter portare avanti queste dirette, e basta, dai. Like and subscribe per chi non l'avesse ancora fatto, campanellina per ricordarsi, perché YouTube vi ricordi degli eventi, e basta, dai, sempre solite cose, ma chi tattarella su YouTube sa già cosa sono tutte quelle funzionalità. Virus 101, davvero, transmission out. Grazie a tutti e alla prossima.